Ovviamente il Consiglio di Ministri in sua totalità viene firma e buchi di condolenze per il succedido in Olanda. Un quantità grande di olandesi, però anche persone di altri paesi soffrono una perdita di vita grande di un incidente di avione tragico e è un momento che il mondo convive con i fallecidos, però anche con la realtà di una violenza così grande che tocca tranquillità e pace e anche rispetto per la gente e per la vita di gente del mondo. Nel momento sino, noi stasera come gente, stimazione per la gente da sorpassare tutto il momento di differenza che portiamo arriva a altro tema e il Reino Unito sul lutto per i fallecidos e na Aruba noi sta espressando solidarietà con l'Olanda, con le famiglie dei fallecidos anche di Kosovo, con un momento così doloroso con tanta gente innocente per perdere la vita. Nel nome del popolo di Aruba noi abbiamo expressar nos sentido mais profundo de condolência com a família, expressar nos desejo que o nosso Criador por uma força no momento difícil aqui e também para demonstrar que conjuntamente no reino holandês a base de estimação para nos próximos nos ser juntos para estar solidário com o outro em um momento difícil aqui e nos rei também nos transmitir a mensagem aqui no governo de Holanda também e na tour representante di Reino, però também do governo de Holanda, nel momento aqui nos sentido de solidariedade e convivência também e com pensamento profundo de duele de família de nosso coração também.